Buongiorno amiche e amici, ben ritrovati da parte mia in diretta con questa nuova stagione di Ore 13 che ogni giorno vi accompagna durante l'ora di pranzo con attualità, politica, economia, tutto ciò che accade nel nostro territorio, e ho voluto iniziare questa appunto nuova stagione con il tema caldissimo di questi giorni, di queste ore, che ovviamente è quello della politica. Oddio, non che durante l'estate non ci siano stati dei momenti roventi, però insomma c'è questo nuovo governo, c'è stato questo ribaltone, ovviamente gli argomenti sono tanti, però insomma, sappiamo che nell'ultimo periodo il modo di fare politica è un po' cambiato. Allora io oggi vi propongo questo quesito, cioè se fosse stato migliore la metodologia della politica tradizionale, e ho qui con me 3 testimonial, se posso definirvi tali, della politica tradizionale, ossia dei volti di lungo corso che nei rispettivi ambiti, nei rispettivi partiti, movimenti politici hanno sicuramente detto la loro e che stanno tuttora comunque dicendo la loro. Allora, ve li presento immediatamente. Giampaolo Gobbo della Lega. Buongiorno a tutti. Remo Sanagiotto, Fratelli d'Italia. Buongiorno. E l'ex parlamentare Settimo Gottardo, in questo momento sono un ex sindaco che sta facendo l'osservatore e l'analista. Osservatore non pagante. Sì. Allora io vi ringrazio della disponibilità, sarà sicuramente un piacere confrontarci così su quello che sta accadendo, su anche le dinamiche e i sistemi con i quali la politica si sta muovendo, sia in termini mediatici, in termini elettorali e anche in termini di quello che poi è la vita all'interno delle istituzioni. 0422 162 6798 è sempre il nostro numero di telefono per intervenire in diretta, e come al solito sapete che anche quest'anno abbiamo la pagina Facebook su cui intervenire. Allora, da dove partiamo? C'è un governo nuovo, innanzitutto la posizione rispetto a come si è mosso in questo caso Mattarella e come si sono mossi i partiti nel portare a una nuova compagine di governo completamente diversa dalla precedente. Lo riportate una cosa positiva, in linea con le istituzioni? Giampaolo Gobbo. No, se come si dice la democrazia è la voce del popolo, è evidente che non è questa la situazione oggi in Italia. Anche perché vediamo effettivamente un distacco totale fra diciamo il nord, bisogna essere molto chiari, e il resto dell'attuale governo. Per cui vediamo che dalla Liguria al Friuli, compreso il Trentino, e tante altre regioni, c'è un governo molto importante che sta portando avanti, ed è effettivamente sia a livello economico che a livello organizzativo a livelli eccellenti. E invece un sud diciamo, che viene rappresentato assolutamente in questo governo, che è completamente differente da quella che è la posizione oggi attualmente della politica al nord. Quindi su questo credo non sia stata rappresentata la volontà dei cittadini. Certamente diciamo che era la prima istanza di Mattarella, non ne ha mai fatto, diciamo, forse non l'ha mai detto, ma l'ha sempre, diciamo, fatto dire magari agli altri molto vicino a lui, che era l'intenzione di portare i 5 Stelle al PD o il PD ai 5 Stelle. Quello che non gli è riuscito un anno e mezzo fa. Secondo me sarebbe stato dall'inizio. Questo anno e mezzo che si è guadagnato, diciamo, è servito, ripeto, a conquistare regioni dal Piemonte alla Lombardia, il Veneto, il Friuli e il Trentino, quindi di questo l'alleanza con Totti di Salvini, e quindi su questo diciamo che il 70% di prodotto interno lordo oggi è gestito in Italia da un centrodestra che bene fa e bene ha sempre fatto, secondo il mio punto di vista. E questo governo invece rappresenta un po', diciamo, gli interessi di un'altra situazione, di una situazione assistenziale, di una diciamo, rappresentanza cosiddetta di assistenzialismo e buonismo, che certamente non è così ben vista
diciamo, ma non solo al nord, perché ovviamente anche al sud ci sono critiche molto forti, soprattutto diciamo, nel nuovo modello del sud che si sta sviluppando dalla Puglia a tante altre regioni che chiedono anche loro l'autonomia, e quindi di questo io credo si doveva prendere atto. Comunque, siete d'accordo sul fatto che insomma, è stata una mossa anche voluta di Mattarella andare a rappresentare in maniera massiccia quello che è il sud, il centro-sud e una certa Italia, e trascurare completamente il nord, perché poi alla fine questo è, che poi ovviamente c'è anche una chiave politica. Io condivido, però voglio fare un distinguo da Giampaolo. Noi abbiamo vinto anche la Sardegna, la Sicilia, certo, l'Abruzzo e la Basilicata negli ultimi 6 mesi. Perciò si stava riorganizzando il meridione attraverso buon governo regionale, e adesso dobbiamo continuare a dimostrare questo, perché oggi siamo tutti all'opposizione, e un'opposizione certo che Mattarella viene da quella storia, non è che la storia di Mattarella potrebbe stare qui con noi, cioè nel senso, visti i nostri capelli bianchi, lui era sinistra democristiana, demitiano, che così lo annunciamo, la sua storia, che non è una storia negativa, ma è una storia, come ognuno di noi ha una storia. Quello che io invece faccio una lettura leggermente diversa sul tema europeo. Oggi l'Europa la sta governando una persona anche piccola di statura che si chiama Macron, perché ha un sistema di democrazia presidenziale e non di democrazia parlamentare, dove comunque Angela Merkel negli ultimi anni ha sempre dovuto fare gli accordi con la sinistra perché non si sta in piedi. Infatti questo governo la prima cosa che dice: cambiamo la legge elettorale, togliamo la parte cosiddetta maggioritaria perché loro vogliono un proporzionale puro, corrono divisi per poi governare uniti. Questo è il vero pericolo, con un contrasto totale ormai col 90% delle regioni italiane. Poi adesso vedremo anche l'Emilia Romagna se si voterà a novembre o se chiederanno di votare a marzo o aprile insieme a tutti gli altri. Perciò noi abbiamo un grande problema. Centrodestra unito, come no? Uno grandissimo, perché non riusciremo mai. Il grande problema è che dobbiamo uscire dalla democrazia parlamentare per entrare in un sistema di democrazia presidenziale, magari il modello semipresidenzialismo alla francese, quello voluto da De Gaulle, che così ci capiamo. Solo così il paese, che ha una maggioranza netta anche sotto il profilo culturale di centrodestra, che invece oggi è imbrogliata costantemente da queste leggi elettorali, da accordi papocchio, perché il Presidente della Repubblica, guardi, l'accordo primo di questi signori è fatto perché fra 2 anni si rivota il Presidente della Repubblica e ci inchiodano per altri 9 anni, non 7, perché 2 più 7 fanno 9 anni. Allora, poi io leggo e vedo i ministri Di Maio, che io porto sempre rispetto alle persone, però questo non può passare dallo sviluppo economico e dal Ministero del Lavoro. Il suo primo lavoro è stato fare il Ministro del Lavoro, che anche questa è una novità per il Paese. Passa agli esteri, dove le relazioni che lui ha tenuto da ministro sono state coi gilet gialli in Francia, facendo quello stupido viaggio insieme a Di Battista, che è un Che Guevara degli anni 2000 come pensiero, perciò una tragedia, non funzionava nemmeno nel Novecento, pensiamo nel 2000. E il secondo è stato quello di bloccare l'Europa attraverso Conte e attraverso il suo partito, votando contro la richiesta di elezioni democratiche controllate dal mondo intero in Venezuela. Cioè si è schierato a pro Maduro e a pro gilet gialli. Beh, i cittadini si devono fare queste domande. Sicuramente perplesso. Onorevole Gottardo, lei che appunto è un ex DC, io ultimamente sento spesso l'affermazione: ci manca tanto Andreotti, di fronte a quello che sta accadendo nelle logiche politiche del Paese. Sì, per la verità manca anche a me. Io ero anche negli ultimi anni della sua vita un amico abbastanza intimo, passavamo diverse serate. Lui, che era anche un cattolico praticante, ma per i miei gusti anche troppo, per la verità, perché mi metteva anche in imbarazzo. L'avresti mai visto tu Andreotti a baciare il rosario, a dedicarsi al cuore immacolato di Maria? Adesso mi manca, in questo senso mi manca, ecco.
L'unico che avevo visto esibire Rosario, ed è una persona, guardate, il cui giudizio da parte mia è totalmente negativo, avendo lavorato con lui direttamente per alcuni anni nella commissione del terremoto. Lui era il presidente e io ero il segretario di presidenza, si chiamava, ahimè, Scalfaro. Era l'unico che quando andava per i conventi delle monache a chiedere i voti, metteva le mani in tasca e la suora pensava che adesso un'offerta. No, la tirava fuori subito e li cadeva per caso il rosario. davano anche i santini, No, che a volta, gli davano anche i santini. Lì Dopo su questo devo cadeva rispondere il comunque. rosario. E allora una suora, che io ho conosciuto, che era una superiore di un ordine molto, molto grande di suore, di un ordine tra i più potenti della Chiesa Cattolica, disse: onorevole, dice, ogni volta che viene qui a trovarsi che poi elettorale casca per terra il rosario. Era come per dire, noi esibiamo queste cose, la facciamo votare, però noi. Quindi come stile mi manca. Però vede, noi siamo di fronte a un vero Sannagiotto, autogol di Salvini. Gobo, questa è la verità. Non andiamo in cerca di tante storie. Quindi questo nuovo governo io non dico né bene né male, nel senso che voglio vedere cosa farà, come ho fatto per la verità anche con l'altro, lo giudicherò dai fatti. Da come il ministro degli esteri ho qualche dubbio, però niente pregiudiziale. Però l'autogol l'ha fatto Salvini. Ecco, dobbiamo dire, se abbiamo questo tipo di svolta è dovuta a un autogol madornale di Salvini. Secondo, Sannagiotto, io starei un po' meno deciso come sei tu sulla democrazia parlamentare, perché quello che abbiamo visto in questi giorni in Italia e in Inghilterra è la ripresa della democrazia parlamentare, dove i problemi non sono risolvibili. Boris Johnson in Inghilterra, arrivo io, faccio Brexit, non è così. Il Parlamento ha reagito. In Italia, idem, voglio i pieni poteri, con una battuta dal sen fuggita, forse anche in buona fede, quindi io non ritengo che avesse chissà quali disegni, è una battuta che si fa così. Però non si può pensare che si risolve con il Parlamento, c'è, siamo in una democrazia parlamentare. Consideri la Francia una democrazia? La Francia è un'altra tradizione. Guarda, c'è stato De Gaulle, a proposito sì, no, ma dice un'osservazione, dice bene, allora, non è che una sia meglio di un'altra, dico che in Inghilterra come in Italia, che erano i due punti deboli d'Europa, funziona ancora la democrazia parlamentare. Io, se vuoi, dalla mia storia, io ero amico stretto, come lo sono tuttora, di Mario Segni, come te. Tu sai che Segni era per una linea presidenziale maggioritaria. Prendo atto che oggi questa linea non paga, non c'è più. No, non c'è più. Perdonatemi, io devo interrompere un attimo perché devo dare la linea alla regia, poi ovviamente l'argomento Salvini-Lega è giusto che Gobo intervenga per dire la sua. Breve pausa. Ritorniamo in diretta, ore 13, 0422 162 6798, ci stiamo confrontando con, posso definirvi politici di lunga data? Sì. Non vi offendete, no? Insomma, come no? Per analizzare la situazione attuale e anche perché insomma, avete vissuto vari momenti della storia di questa Repubblica appunto nel contesto politico. Allora, l'onorevole Gottardo sostanzialmente ha messo sul piatto uno dei temi caldi di questi giorni, che è l'analisi a suo modo negativa dell'operato di Salvini in quanto rappresentante della Lega. Sì, ma mi riaggancio appunto al tempo di Andreotti e al tempo di Scalfaro. Io dico che comunque la Democrazia Cristiana ha insegnato anche a Salvini ad usare
determinati simboli, e spiego subito il perché. Beh, la democrazia cristiana ha la croce da sempre, da quando è nata, e io non la sto discutendo, non l'ho mai discussa, quindi su questo credo sia già significativo il croce fatto. però non crocifissa. La croce, ma guarda, sì, guarda, la croce del crocifisso viene corrispondente al crocifisso. Al termine cristiano, però nel nome. Sì, dai. Io parlo di marketing. Scusa, lasciatemi un attimo, perché no, è un po', vado un po' oltre, ma io non offendo assolutamente quello che è stato fatto, anzi, caspita, la storia ci insegna e tutta l'evoluzione che abbiamo avuto. No, erano i tempi in cui l'80% degli italiani si considerava cristiano cattolico, come dei francesi a quel tempo, attenzione, ricordiamocelo sempre. Oggi ad esempio in Francia, che si considera cattolico e cristiano, non sono neanche un 35%, per cui certa reazione data anche agli estremismi islamici, chiamiamoli pure chiaramente, sono dati anche da, diciamo, chiamiamolo quel cosiddetto laicismo ed eretismo che sussiste enormemente anche nel nostro paese. È un'azione politica quella che fa Salvini quando parla di crocefisso o parla dei simboli cristiani, semplicemente per il fatto che oggi vediamo addirittura certi insegnanti che invece di fare il presepio o quantomeno di rimanere anche neutri, vanno ad insegnare le favolette, magari quella col lupo che viene ucciso dal cacciatore, che mangia e gli si apre la pancia, cose pazzesche, pur di non esprimere la nostra storia, la nostra cultura, che nessuno deve toglierci, nessuno può permettersi di criticare. Quindi quando politicamente si fanno certe azioni, si fanno per ricordare al popolo chi siamo e da dove veniamo, pur lasciando ovviamente a tutti la possibilità di gestire la loro identità e la loro religione. Ma questa è un'affermazione che va a livello politico, non per sfruttare determinate cose. E questa è una. L'altra è Salvini. Allora, intanto tutti dicevano, e parlo anche dei miei, no, non bisogna andare qui 5 Stelle, no. Sarebbe stato 1 anno e mezzo fa il governo 5 Stelle e PD, perché l'abbiamo anche visto, è storia, quindi è stato guadagnato 1 anno nel quale, come si ricordava, il centrodestra ha praticamente da nord a sud ha preso il banco. Ma questa situazione, dopo le europee, Salvini sperava che i 5 Stelle, vedendo i risultati effettivi, dessero qualcosa di più alle richieste e rispettassero il programma della Lega. Il programma della Lega e dei 5 Stelle era quello sull'autonomia. L'autonomia non ci è stata data, anzi è sempre stata osticizzata, ma non solo. Di Maio chiaramente dopo le europee ha detto no, dobbiamo trovare quel bilanciamento fra nord e sud, eccetera, eccetera, eccetera. Cose che del resto abbiamo già sentito ancora ai tempi appunto di Scalfaro, quando non ci ha permesso di poterci votare la devoluzione a quei tempi delle 3 materie specifiche, e quindi su questo evidentemente è un ritornare al passato. Ma credo anche che la situazione sia quella di doverci anche chiarire, perché chiarire abbiamo visto, ma non lo nego perché è la storia, che le regioni che sono state conquistate sono tutte regioni con coalizioni di centrodestra, quindi non si rinnega il fatto di un centrodestra, e Salvini non fa un'operazione per scaricare il centrodestra o chissà cosa. È evidente comunque che il leader del centrodestra, oggi come oggi, per capacità politica dico, e voti quindi, perché capacità politica uguale voti, è certamente Salvini, e di questo credo che tutti gli amici del centrodestra ne abbiano coscienza e conoscenza. Mi perdoni, Gobbo, solo una cosa, lei si aspettava
cioè, nel momento in cui Salvini ha fatto quel passaggio a un certo punto di dire boh, adesso tocca a noi, cioè, si aspettava che poi invece ci fosse questa evoluzione, quindi, perché è ovvio che se diciamo un politico che la sfiducia è stata fatta a Conte. La prima sfiducia di Conte è stata quella dei 5 Stelle, quando sulla TAV Conte ha detto sì, i 5 Stelle hanno detto no, quindi ricordiamo anche questi passaggi. E di lì sono nate tantissime altre situazioni dove hanno cassato tantissime cose che si chiedevano e che erano nel patto. Quindi di questo non poteva fare altro oggi, dopo averle provate tutte, dopo aver vinto, perché non possiamo negare vinto alle europee, certamente cosciente che oggi il Parlamento attuale è al 32 dei grillini e al 17 della Lega, certo. Cioè questi sono i pesi che ci sono. Tolto l'argomento Rosario, scusatemi, ma ho voluto certo, spiegare il però perché. Tolto questo, secondo voi cioè, poteva aspettarsi qualcosa di diverso o poteva agire in maniera diversa Salvini in funzione dei suoi obiettivi o non ha avuto alternative? Ci sono 2 passaggi fondamentali. Quando Conte diventa autonomo, va in Europa, tratta tutto, tratta anche il voto alla Ursula e non lo dice nemmeno a Salvini. Lì Salvini si trova un bivio di dire però, mi perdoni, ho se Conte fa recuperato sta della cosa... legislatura almeno 1 anno e mezzo, Ma anche così il la Presidente del legislatura è Parlamento, corta. anche sul Presidente del Parlamento mi sembra che i grillini abbiano... Sul Presidente del Parlamento, su tutto, hanno tutto. votato, Lui fa il patto e dice certo. voglio la concorrenza e sa che siccome decide la Ursula poi e perciò mai gli darà uno di Salvini, fa il patto sul vicepresidente che i conservatori con 70 parlamentari ne hanno 0 e un partito tra i non iscritti da solo con 15 parlamentari che sono i 5 Stelle nominano Fabio Castaldo vicepresidente coi voti dei socialisti e dei popolari. Lui fa il più grande accordo che adesso esce tutto con Gualtieri all'economia e con Gentiloni a commissario, cioè il patto è completo. Vabbè, diciamo che Perciò Salvini diplomazia si trova sotterranea, non può fare diversamente secondo me. Tutti quelli che dicono ho commesso l'errore, non aveva alternativa. Gottardo? Sì, quello che dice Sennaggiotto è vero, ma non è sufficiente, perché altrimenti non capisci neanche il telegramma che non viene mai citato da Salvini di Donald Trump. Se vuoi su questo ti dico qualcosa, visto che io ero in Europa e le cose le ho vissute. Insomma, c'è un sistema. Lui si era isolato politicamente e quando il buon Silvio Berlusconi lo tallonava alla vigilia delle elezioni europee, anche subito dopo, dicendogli facciamo una maggioranza assieme, populisti e popolari, ti do io una copertura, guarda che su questa linea qui ci sta anche i tuoi amici Orban, che rimane populista ma anche popolare, ci sta Kurz degli austriaci, ci sta Kaczynski dei polacchi. No, Kaczynski non è là. No, non è, sì, ma la linea, difatti, sì, lui essendo populista diversa, comunque ci sta dentro all'accordo, sì. Che erano gli amici più intimi, dice, devi starci anche tu, che assieme sfondiamo. Lui dice no, non ho bisogno di niente, di nessuno, vado per conto suo. È stato trovato da solo, neanche più gli amici di Visegrad l'hanno coperto. C'è stato un errore, ripeto, un autogol strategico. Questo te lo spiego tutto alla parlamentare europea. Un momentino. Dopodiché è chiaro, si è trovato lì che aveva detto all'Europa, vi faccio fuori, vi mando a casa tutti. Vince in Italia ma perde in Europa e l'Europa la fa pagare. Tutto qua. Pare così evidente. Che abbia perso in Europa. L'Europa ha perso, isolato, sta attento. L'hanno dato il vicepresidente del Parlamento ai grillini, gli hanno fatto Sassoli presidente, non gli hanno dato nessuna commissione che pur sul piano numerico ma questo non dipende da vincere o non vincere. Gli fanno l'operazione i grillini, gli offrono 13 grillini a sostegno di un vassoio d'argento, Conte, a sostegno della Ursula. Ragazzi, più di così, dopodiché viene in Italia e lo fanno pagare. Breve pausa. Allora, non vorrei che la trasmissione diventasse come dire, un esame, anzi una valutazione sull'operato solamente di Salvini. È anche ovvio che nel momento in cui c'è una figura forte, diciamo che l'Italia
appena uno spicca è anche ovvio che si trovi gli avversari che cominciano a spingerlo e a chiuderlo da tutte le parti. Magari chiudiamo con l'ultimo giro su Salvini, però poi analizziamo anche la cosa più in generale. Dico due cose rispetto al dibattito che ho ascoltato del mio amico Gottardo in particolare. Allora, Salvini acquisisce un tale consenso ed è il leader di centrodestra, è fuori discussione, noi stiamo crescendo, ci danno quasi il 10%, ma voi siete al 30% quando va male, perciò non si discute. Io sono per il semipresidenzialismo alla francese al doppio turno, partecipando al primo turno tutti uniti con Salvini leader, perché oggi non possiamo discutere questo. Poi dobbiamo capire però cosa è successo in Europa, perché in Europa succedono dei fatti. Io voto sempre contro le sanzioni alla Russia. Però non le voto a pro-Russia, le voto per far riflettere all'Europa che non può trattare la Russia in un modo e la Cina in un altro. La Cina ne fa 100 volte di peggio della Russia, ma siccome l'affare commerciale è importante, chi se ne frega? Cioè, le arance della Sicilia. Bravo, ma non solo quello, ma cose molto più gravi, ammazzano con la pena di morte 300 persone al giorno, non lo dice nessuno. Cioè, invece la Russia, che ha un equilibrio... La Cina è Repubblica Popolare Comunista. Perciò si può, tu dici, Giampaolo. No, affermo che ci si dimentica che è una Repubblica Popolare Comunista. Con la K. Infatti io intervengo e dico perché voto contro le sanzioni alla Russia, che l'invasione tutto sommato della Crimea non è che mi sia piaciuta, doveva essere un accordo internazionale, a prescindere che è tutto russofono il popolo della Crimea, a prescindere che gliel'ha regalata il Nikita Khrushchev una sera che era ubriaco, e perciò insomma tutto da discutere. No, lo dicono i testi, perciò non dico ed era ucraino. Ed era ucraino, bravo, e si regala la Crimea, perciò vabbè, ci sta, ma a prescindere questo. Poi io voto contro anche le sanzioni, le bastonate a Orban, che infatti Viktor Orban mi scrive una lettera personale scritta a mano che ho a casa, perché dico, ma come fa il Partito Popolare tenerlo all'interno dei popolari e votare sanzioni pesantissime in Parlamento? Cioè, è come dire che va bene tutto. Salvini, che chiede la sua autonomia per libertà culturale sua, si mette in moto una macchina pericolosissima, europea e mondiale, per capire i suoi rapporti con la Russia. E quella registrazione di Salvini non l'ha fatta, per dirla in Veneto, Tony Ciuccion. È tutto organizzato. Ecco, bene. Queste cose qua che... E lo stesso telegramma di Trump di sì a Conte è collegato a questo. Ecco, se c'è un'ingenuità che commette Salvini, più che quella del crocifisso, io condivido molto le cose che lui dice. Tu considera che Bruxelles già adesso ha più musulmani che cristiani, perciò tutta l'Europa deve difendere, ma non per usarlo come, perché lui qualche volta anche a me appariva che lo usasse come consenso, invece voleva testimoniare, noi siamo questi, 2000 anni di storia. Sai da dove nasce tutto l'errore? Quando noi mettiamo fini, pensa un po', a fare la Costituzione europea, e rinunciano al preambolo delle nostre origini cristiane. Forse tu eri parlamentare giudaico-cristiano, certo. Bravo, giudaico, lì c'è il grande errore. Ma perché delle tre, scusate qua, perché delle tre religioni monoteiste, l'unica che non è a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare è l'Islam, certo. Perché l'Islam condiziona politicamente il modo di gestire la persona, cioè ti condiziona moralmente e privatamente. Sono perfettamente d'accordo. Infatti lì nasce tutto l'errore. Per la nostra cultura è assurdo, ecco dell'Europa, ma soprattutto perché la storia va raccontata com'è, non come piace ai musulmani. La realtà, certo. La realtà. Perciò lì, e Salvini su questo, che fa una battaglia ideale dicendo affermiamo le nostre origini cristiane. Poi io voglio essere laico, Salvini... Io lo conosco, siamo stati 4 anni in Parlamento insieme, non ha mai discusso la mia laicità, se sono un laico o compagno. Certo. Allora, lui fa una sfida inconsapevole un po' contro il mondo invece è una cosa molto pesante, molto cattiva, perché l'Italia è determinante insieme a Germania e Francia per l'Europa, con l'uscita poi
Gran Bretagna che non uscirà mai più perché adesso faranno fuori Boris Se Johnson. pensiamo a quale Unione Europea abbiamo quando la Francia va a bombardare la Libia e vediamo in che situazione sì, si senza trova. dirci niente. Bravissimo, e con Napolitano che l'appoggia immediatamente. Queste sono cose che sono al di fuori, ma altro che della democrazia, ma della logica anche di... Io però adesso volevo riportarvi un attimo anche su cose più immediate, no? Perché resta il fatto che è lampante di fronte agli occhi di tutti che questo nuovo governo è assolutamente, insomma, l'ha accennato prima Gobbo, ma insomma, non serve perdonatemi, un esperto della politica per valutarlo, non tiene in considerazione il Nord. Allora, non volendo fare le vittime, perché dopo anche questa cosa del vittimismo a me non è mai piaciuto, quello del Sud, figuriamoci il nostro. Sta di fatto che se volessimo pensare al paese come un'azienda, noi abbiamo una parte che produce e un'altra che non produce. Allora, ciò avviene da una vita però, perché abbiamo Per sempre, motivi diversi, abbiamo sempre avuto una scarsa rappresentanza però certo. dal termini del Nord, certo. cioè non siamo mai riusciti a entrare pienamente nella macchina di gestione del Paese. Su questo possiamo essere d'accordo, voi che siete nel mondo politico. No, guarda, io lo dico, parto io su questa questione. Allora, tu pensa che io mi sono battuto in 5 anni per inserire nei tenting, Giampaolo che è stato in Europa sa, sono i corridoi, cioè tu quando entri prendi dal 20 al 30% a fondo perduto dall'Europa, della Venezia-Monaco non come autostrada ma come corridoio tecnologico e della Romea commerciale, cioè che metà, la parte più produttiva del paese oggi, per andare ad Ancona deve fare 300 km in più, il giro per Padova. Cioè, e infatti quando arrivi a Bologna c'è un blocco ormai pesantissimo, sembrava la vecchia tangenziale di Mestre che invece abbiamo risolto, io ero capogruppo, per andare dove c'era il cantiere venivo scortato, perché li avevamo tutti contro. Se oggi uno dice togliamo il passante ti scortano ancora perché sennò ti ammazzano. Proviamo da dritto un attimo sulla questione. Perché continuiamo a non essere così rappresentati o non riusciamo a entrare attivamente nelle dinamiche del Paese? Intanto c'è una questione numerica, il Sud esprime più popolazione e quindi esprime più voti e quindi più parlamentari. Dopo c'è una cultura differente della politica al Sud, che siano democristiani, fascisti, comunisti, leghisti. Sono tutti siciliani. Sono tutti siciliani quando c'è da votare per la Sicilia, o pugliesi per la Puglia o campani per la Campania. Votano tutti per portare a casa. Noi con la questione dei principi a volte ci si differenzia troppo e quindi ci si perde anche per strada. Io credo che un grande test sarà quello proprio anche... sono federalista ma sono anche secessionista in certa cultura interna che ho, ricordando la Serenissima Repubblica, ma ricordando anche che le regioni del nord sono praticamente più vicine ovviamente all'Europa e più distanti dal sud. Certo. Quindi su questo c'è anche una determinata logica. Ma io credo invece che ci sia una differenza enorme che si sta comunque adesso con molta importanza determinando. L'azienda, l'impresa è quella che produce e che porta benessere al popolo, a tutta la nazione. Oggi queste forze... quando i 5 Stelle chiamano gli imprenditori come prenditori, certamente questo non può essere attribuito al nord, questa è una realtà e questo credo abbia lasciato un segno enorme al nord. Quindi adesso vedremo la TAV con il PD che la vuole e i 5 Stelle che non la vogliono, vedremo tantissime altre cose, vedremo la politica uno scontro politico industriale ed economica, perché è su questo che ci si baserà. Sarà sicuramente uno scontro all'interno della maggioranza. Io credo che la difficoltà che hanno dentro i loro partiti tutti e i due diciamo, alleati attuali sia una cosa che dopo questo governo comincerà pian piano ad implodere sia da una parte che dall'altra. Calenda credo sia il primo segnale. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono Sante da Oderzo. Buongiorno Sante, prego. Buongiorno, sì. Buongiorno anche lei e i suoi ospiti. Buongiorno. Io non sono un politico
conosco sia il signor Bobo che il signor Cernazotto, ma io non sono un politico come dico, però l'Europa, Bruxelles ha sbagliato, hanno fatto tutto, hanno predisposto questo attacco a Salvini, gli è stato proposto dalla comunità europea, da Macron e poi dalla comunista della Merkel dell'Est, perché abbiamo obiettivi. A me comunque questo non interessa perché siamo capaci di arrivare ai bastoni, non voglio dire altro, però quello che a me interessa, signori, vogliono l'autonomia. È un diritto del Veneto e della Lombardia. Siamo andati a fare un referendum, se è stato accettato, io questo lo pretendo. Se no, ragazzi, qua l'Italia si divide, perché se il Sud pensa di comandare un Nord dove che purtroppo lo sta lavorando per mantenerlo, noi siamo stanchi di questo. Non è che io non voglio dare niente poi al Sud, li aiuterò, ma prima devo aiutare i miei vecchi e poi aiuterò i giovani del Sud. L'autonomia è un nostro diritto, signori, dobbiamo batterci coi pugni. Grazie, grazie. Gottardo, mi perdoni, allora rispetto all'ultimo intervento di Gobbo, no? Cioè, perché a me questa cosa che noi non siamo rappresentati mi fa tanto male. Lei condivide l'aspetto sia... Scusa, però stavo finendo, cioè ecco, la logica oggi, attenzione, perché l'impresa, cioè, e quindi chiamiamo il Nord, è quello che oggi dà a questo Stato la possibilità di esistere economicamente, non è Dio che manda il 27 del mese, quindi su questo bisogna che ci si renda conto comunque che fa politica anche chi fa impresa. Sì, chi fa impresa, però in Veneto non ha mai espresso. Bisogna coordinare maggiormente. Se questo anche a Lombardia non ha mai espresso una enorme classe politica, perché è impegnato nell'esprimere un'enorme potenzialità economica e finanziaria. Ma io sono convinto che comunque questa composizione di questo governo fa rinascere in modo, vedrete, anche drammatico la questione settentrionale. Certo. Io ne sono convinto perché sta apparendo all'orizzonte anche una recessione mondiale. I dati delle ultime settimane, non è che la recessione è solo in Europa e in Germania, anche negli Stati Uniti d'America comincia a crollare, è una recessione mondiale che quindi tutto coinciderà con lo status politico italiano a far riemergere la questione settentrionale. Però, premesso questo, che quindi la reazione sarà non direttamente politica, ma economico-sociale, con la ripresa della questione settentrionale, che sono dei temi che questo governo dovrà affrontare e non è preparato ad affrontare. No, tra l'altro mi perdoni, perché poi noi non ci rendiamo conto, ma effettivamente gli indicatori internazionali era da anni che erano molto alti, eravamo noi in Italia quando continuavano a dire sì, ma guardate che non state andando bene, dovreste essere molto più su, perché è una cosa ciclica che l'economia mondiale ha un andamento ondulatorio, è solo che in questi anni in cui si doveva fare qualcosa... In questi anni doveva fare qualcosa, però a questo punto ci sono anche dei responsabili. Premesso questo, che io ritengo che questo assetto politico potenzierà l'emergere drammatico della questione settentrionale, per mancanza di rappresentanza politica, ma anche perché politiche sbagliate, perché non me la cava dalla testa nessuno a me, che la conquista del Sud fatto dalla Lega di Salvini, in realtà ha messo in un secondo piano le battaglie prioritarie bossiane per l'autonomia. Non che l'abbia dimenticata, perché l'ha sempre tenuta presente, però non ha fatto la battaglia fino in fondo, come la TAV, pertanto, per dirsi in una. Ecco. Quindi perché? Adesso si paga i prezzi di questa, l'autonomia è passata un po', non dico in cavalleria, ma insomma non imprimere su un piano come altri problemi. E su questo c'è un prezzo. Perché c'è un prezzo? Perché una volta che hanno fatto il governo con una iperrappresentanza del Sud e una sottorappresentanza del Nord, cosa sarà? E il Sud, lo conosciamo tutti, vota per il potere e per la clientela.
Adesso che vede che Salvini non ha più il potere che l'Italia che le aveva promesso, molti dei voti del Sud che lui aveva sollecitato, anche mettendo in difficoltà la stessa autonomia del Nord, entreranno in crisi, quindi sarà un problema. Questo lo verificheremo come subito. Da oggi alla primavera prossima ci sono 9 regioni che votano, dalle quali 5 sono del Sud. E vedremo come sarà la rivincita politica, il tipo di tenuta. Detto questo, io sono sempre, ripeto, per il tema, noi assisteremo a una rinascita della questione in modo drammatico settentrionale. Ultima e breve pausa. Gottardo prima della pausa sosteneva che nell'ultima fase di governo Salvini avesse un po' mollato la presa sulla volontà dell'autonomia. Allentato. Assolutamente no, perché diciamo che la ministra Stefani ha fatto solo quello praticamente. Praticamente ha fatto solo quello. Penso che abbia perso anni di vita la Stefani. Sto parlando di Salvini, però non era Stefani. Meravigliosa. Vabbè, se prendiamo comunque poi in considerazione il fatto che la ministra Grillina per il Sud, l'altra ministra sempre Grillina per la sanità, la Grillo e la Lezzi. Esatto. E lo stesso Di Maio. Le hanno riconfermate tutte e due. È appunto altro che autonomia. Lo stesso Di Maio è stato contro. Questo ha fatto sì che purtroppo Salvini non potesse fare altro che dire basta, sperando, ripeto, dopo le europee, che questi, vedendo i voti che aveva raccolto Salvini, dicessero ti do qualcos'altro, visto che andiamo avanti con l'autonomia. Questo invece è stato un ostracismo totale. Ok, però alla stessa maniera, mi perdoni, perché se io sono un oppositore politico di Salvini e della Lega, no? E vedo che la Lega e Salvini arrivano al 34% alle europee, io farò di tutto per togliere consenso, ok? Ma io credo che comunque l'autonomia l'hanno votata anche i grillini qui in Veneto, no? Sì. L'autonomia. Tutti l'hanno votata. L'hanno votata tutti. Per cui anche gli stessi grillini in Veneto sull'autonomia erano, contrari alle questioni meridionali cosiddette, perché si rendono conto, qua non hanno avuto, al nord non riescono a sfondare i grillini, non c'è dubbio su questo. Pronto, buongiorno, mi chiamo Vladimiro e chiamo da Rovigo. Buongiorno Vladimiro. Volevo fare una domanda al signor Gobbi in particolare sull'autonomia proprio, no? Tanto io dico velocemente che se c'è un contrasto sull'autonomia differenziata non è tra nord e sud ma tra centro e periferia eventualmente. Comunque cerco di essere veloce, no? Secondo me non è un caso che siano le prime 3 regioni che hanno chiesto l'autonomia siano Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, perché sono le 3 regioni che hanno la tradizione più antica e migliore come amministrazione locale dei comuni, regioni e via parlando. L'Emilia Romagna ha avuto un percorso diverso dal Veneto, però essendo appunto in ogni caso una regione che ha tradizione secolare, insomma, di capacità amministrativa, ha fatto comunque una richiesta, secondo me fatta bene, che io definisco il minimo sindacale dell'autonomia, di un'autonomia effettiva, no? Tanto è vero che io, quando c'era il governo precedente, io speravo che il punto finale fosse per il Veneto una via di mezzo più o meno tra la richiesta del Presidente Zaia e quella del governatore Bonaccini. Con questo nuovo governo mi penso che sarà un lusso se concede come autonomia differenziata alle regioni richiedenti la richiesta che ha fatto per esempio appunto l'Emilia Romagna Bonaccini, perché alcune dichiarazioni dell'attuale ministro Boccia addirittura criticava come eccessive le richieste dell'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna è questa qua. Nel caso che il governo, anche per motivi elettorali, per non far vincere per esempio la Lega in Emilia Romagna, cioè tutto insieme dei motivi, decidesse di concedere all'Emilia Romagna, ma anche al Veneto e alla Lombardia, una forma di autonomia differenziata come quella che ha chiesto l'Emilia Romagna,
che ripeto, secondo me... Mi perdoni, deve stringere un po' perché siamo in chiusura, quindi? Sì, no, sto finendo, no. Cioè, cosa fa il Veneto? Accetta o non accetta? Tenendo conto anche che dopo non è finito lì il discorso, insomma, grazie, scusa. Grazie, mi perdoni, ma siamo in chiusura se non riusciamo a dare risposte. Beh, questa è certamente una domanda personale, perché di questo non si è mai trattato e non si è mai neanche definito, perché il Veneto parte giustamente con quello che costituzionalmente si può chiedere, e quindi tutte le 23 materie, anche perché ricordo che in ogni parametro il Veneto è praticamente, non dico fra i primi e primo, su tutti quelli che sono dalla burocrazia alla sanità a tantissime altre cose. L'accettare determinate situazioni io credo non sia mai opportuno, parlo per il mio punto di vista. Io credo invece che ci dovrà essere una sollevazione da parte dei presidenti di regione, che si dovranno effettivamente coordinare, visto anche che sono della stessa forza politica, e torno a quei discorsi concettuali sui quali o ci sarà un federalismo reale e concreto, o molto probabilmente ci sarà, come del resto l'Europa ci ha insegnato con la macro regione alpina, dove si inserisce addirittura anche la Svizzera, che non fa parte dell'Europa, ci sarà effettivamente una economia che invece di andare verso sud andrà certamente verso nord, perché i mezzi ci sono. Quindi questa è la mia teoria. Poi il coordinamento di queste cose è evidente che non sono più io e non sono io che posso gestirlo o posso definirlo. Allora, io tra l'altro, perdonatemi, ma mi sono reso conto adesso che nella gestione con la regia manca un segno di punteggiatura, perché il titolo alla fine doveva avere un punto di domanda. Io non ci eravamo permessi di fare un'affermazione su era meglio questa, era meglio la politica tradizionale, punto di domanda, giusto che qualcuno non si offenda, e dall'altra che non si montino la testa i miei ospiti che sono qui con me oggi. Condividiamo. Quindi lo dico solo alla fine, perdonatemi, però rimarrà agli atti, manca un punto di domanda, mi scuso Giorgio, ragazzi, non ci siamo capiti. Quello che ha detto Gobbo adesso è parte di quello che succederà, ti spiego. Ci sono dei temi, quando Salvini dice flat tax al 15%, qualcuno dice puoi non far pagare le tasse ai ricchi. Il problema è che i ricchi se ne vanno, perciò va ridefinita tutta la questione fiscale, da dove possiamo prenderli quei soldi, senza che se ne vanno. Ma perché noi nord-est si trasferiranno tutti in Carinzia, pagheranno il 15% di tasse e verranno a vivere in Italia, con le macchine del futuro, oppure con dei droni che portano 2 persone del futuro sicurissimi, ci impiegheranno 15 minuti ad andare lì, e perciò fanno la vita sociale nella loro bellissima terra, nella nostra bellissima terra, però l'Italia non avrà più la forza. Il costo dello Stato italiano è di 930 miliardi. Se tu togli un po' la Lombardia, pensa, Milano oggi è considerata una città nemmeno in Italia, ha una dimensione tanto propria che non è nemmeno nel paese, è una specie di Singapore, città-stato, cioè tutto funziona in modo diverso, l'edilizia funziona in modo diverso. Il Veneto, insieme al Friuli Venezia Giulia, avrà la possibilità di giocare la partita industriale a 100 km da qui e tornerà a casa con un treno super veloce in 15 minuti. Ecco, perché non succeda questo? Serve un governo di centrodestra con politiche moderne. Questo, allora, questo è il governo del Novecento. Vediamo che cosa succede nei prossimi mesi. Sicuramente non penso che sia finita qui, però ci sarà da divertirsi. Siamo in chiusura, perdonatemi signori, è stato veramente un piacere. Ringrazio la politica tradizionale e ripeto, manca un punto di domanda sul titolo, mi raccomando, che qualcuno non si offenda, per carità. Grazie a tutti e rimanete sugli schermi di Antena 3 Nord-Est. Buona giornata a tutti.